Il punto è che se queste cose le dobbiamo fare con idee vecchie di 20 anni, che non tengono conto del fatto che i contesti sono radicalmente cambiati, negli ultimi 20 anni il liberismo che è stato proposto come ricetta tanto di destra quanto di sinistra è evidentemente collassato e fallito. Bisogna che se ne facciano una ragione prima di tutto gli economisti, perché qui c'è un problema veramente di vetustà dei modelli culturali di interpretazione. Noi dobbiamo interpretare il modello alternativo. Benissimo, no, io glielo spiego in un attimo, Se vuole le dico 4 punti di cose che andrebbero fatte se si volessero fare delle riforme. Tenendo conto un solo vincolo, che noi importiamo tutto il petrolio, teniamo conto di tutti i vincoli che vuole. Allora, innanzitutto questa questione del debito pubblico, non è che il debito pubblico si può solo precipitarsi ad andare sul lastrico, il debito pubblico si può parzialmente consolidare, attualmente in mano per l'80% delle banche che hanno causato la crisi. 80% del nostro debito pubblico sta nelle mani di coloro che hanno causato la crisi. È così. No. Oltre il 50% sta all'estero, insomma una situazione, si può parzialmente intervenire con haircut sul debito pubblico. Quindi lei propone un default del debito pubblico italiano, diciamole perché quello greco non lo stiamo chiamando default, come lo stiamo chiamando? Lo stiamo chiamando dal 22% al 50%. Sto parlando dell'Italia, lei propone di fare un default sul debito pubblico italiano. Certo, poi dopo propongo di seguire quello che sono le indicazioni del popolo italiano date a maggioranza il 14 giugno scorso, all'inizio della cosiddetta primavera italiana, a seguito della quale al posto di dar retta a quello che il popolo aveva detto, ossia che era stufo di privatizzazioni, era stufo di liberalizzazioni selvagge, voleva un'inversione di rotta per ricostruire un settore pubblico fondato sulla piena tutela dei beni comuni, voleva una politica del territorio, voleva una politica ambientale, no alle privatizzazioni. Assolutamente fermare le privatizzazioni e le liberalizzazioni e passare a un'applicazione dell'articolo 43 della Costituzione, che significa passare a comunità di utenti e di lavoratori le attività economiche cruciali. Molto velocemente ma sono due, poi dopo terzo punto facciamo sicuramente la Tobin tax, che va fatta immediatamente. Oggi la chiede anche il Vaticano. 20 anni fa la chiedevamo soltanto noi, finanziarie internazionali. 15 anni fa la chiedevano soltanto i movimenti ed erano considerati dei matti forsennati, adesso la chiedono tutti, e facciamo un grande piano pubblico per l'occupazione di cui parlava Pennacchi, ma che deve essere un piano pubblico mirato a quella che è la tutela del nostro territorio. E ultima cosa, cortesemente non scassiamo le poche cose che funzionano. Noi in Italia abbiamo un risparmio privato immobiliare che è 3 volte il valore del debito pubblico, sono circa 5.000 miliardi di lire. Queste robe qui sono tenute insieme da un sistema complesso, che è il sistema fatto dalle transazioni immobiliari governate da dei professionisti del diritto come i notai. Non scassiamo anche quelle cose lì, perché poche cose che abbiamo in Italia che funzionano, non scassiamo le cose che funzionano in questo paese, perché qui stiamo sacrificando da 20 anni all'altare dell'ideologia di Chicago. Difende i notai in Italia, se tu hai una proprietà privata, l'unico problema che hai è trovare qualcuno che te la compri. Però vanno in default le banche, le proprietà private con i mutui che ci sono, scoppiano. Almeno noi non abbiamo fronte ipotecarie.